signor Console in Francia, Monsieur Diré, colleghi, signore e signori, benvenuti a questa cerimonia che conclude il seminario di storia dell'arte veneta e che conclude appunto questo momento con la consegna dei diplomi agli studenti. Il seminario di storia dell'arte veneta che si è appena concluso è il 15°, quindi una lunga serie, e sicuramente ha avuto l'apprezzamento degli studenti, dei partecipanti, non soltanto per la qualità delle relazioni che sono state tenute, ma credo anche, non dico soprattutto, ma certamente in maniera rilevante, perché hanno potuto vedere delle opere molto importanti qui a Venezia, vedere i luoghi in cui queste opere sono collocate, vedere il contesto cittadino in cui queste opere sono collocate e anche la fruizione che il pubblico può avere di queste opere. Quindi un'esperienza credo non facile, non comune questa. E mi fa molto piacere ricordare che questa serie di seminari la dobbiamo all'iniziativa, all'intuito, alla capacità e alla capacità organizzativa di due persone che sono qui sedute di fronte a me, anzi una di fronte e una di lato, il dottor Alessandro Franchini, direttore e cancelliere dell'istituto, e Gennaro Toscano dell'Istituto Nazionale di Patrimoine. È a loro che va la mia riconoscenza personale e quella dei colleghi dell'istituto, perché hanno svolto e svolgono un ruolo importantissimo non solo nella parte di ideazione e organizzazione di questi seminari, ma più in generale nella relazione di collaborazione fattiva che esiste tra le istituzioni che sono coinvolte. E di questa relazione di collaborazione con le istituzioni francesi l'Istituto è molto, molto interessato ed è molto piacevole che questa collaborazione sia sempre così amichevole e gentile. Io desidero ringraziare i docenti che sono intervenuti a questi seminari e per quanto riguarda i docenti che sono anche soci dell'Istituto, i soci Gullino, Pavanello, Petrobelli e Romanelli, i quali con la loro partecipazione hanno appunto dato il segno di quanto sia importante per il nostro istituto la collaborazione con l'École du Louvre. Il ringraziamento particolare poi è a Philippe Duré, che è il direttore dell'École du Louvre, col quale poi condividerò l'onore di dare i diplomi agli studenti. Io penso che, no, non penso, ma insomma voglio ricordare agli studenti, in particolare quelli francesi, che per loro forse oggi è una giornata particolare, sia perché la 14 juillet e anche perché questo capita, questo corso, nel bicentenario della fondazione del nostro istituto, che è stato fondato da Napoleone Bonaparte. E quindi, insomma, c'è certamente qualcosa, non dico di patriottico perché oggi non si usa più, ma certamente un ricordo di origini che, tutto sommato, riallacciano dei nodi del nostro comune passato. Concludo con l'augurio che questa esperienza a Venezia abbia lasciato agli studenti un buon ricordo e spero che abbia rafforzato in coloro che hanno partecipato al corso la coscienza di essere partecipi di una parte privilegiata, diciamo, della società, cioè quelli che si occupano di cultura, privilegiati sia perché sono in grado di percepire quanto importante sia questa branca, diciamo, dell'attività umana, ma non solo, perché si sentono, credo, fin da adesso, partecipi di un progetto di produrre cultura, cioè di fare cultura e di difendere la cultura. Perché in questi ultimi anni, certamente, la cultura in tutti i paesi, credo in Francia, ma in Italia certamente molto di più, è stata messa in disparte come parte importante della formazione ed è stata sempre assimilata, ripeto, nel nostro paese, cioè in Italia certamente, ma credo anche un po' in Francia, a, diciamo,
qualcosa che somiglia a una forma alta di divertimento, una forma alta di intrattenimento, cosa che viceversa, voi sapete, non è. Cioè si può certamente avere un interesse e un piacere nel vedere le opere d'arte, ma fare cultura non si esaurisce soltanto nella contemplazione o nella osservazione di qualcosa in un museo o in una chiesa. Quindi spero che appunto questa visita a Venezia abbia consolidato negli studenti l'amore per Venezia, l'amore per la cultura e un impegno per il futuro. Grazie. Do la parola a Monsieur Duret. Prego. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Chancelier, Mesdames, Messieurs les professeurs, Mesdames, Messieurs, chers étudiants. C'est un grand plaisir, une nouvelle fois pour moi, d'être ici ce soir dans le cadre superbe du Palazzo Franchetti pour ce 15e séminaire d'histoire de l'art vénitien conduit en collaboration avec l'Istituto. Notre petite cérémonie traditionnelle a effectivement ce soir un relief un peu particulier pour deux raisons. Tout d'abord parce que ce séminaire a souhaité s'inscrire par son thème, les arts à Venise, des doges aux empereurs, c'est-à-dire dans la première moitié du XIXe siècle, dans la commémoration du bicentenaire, comme l'a indiqué Monsieur le Président de l'Istituto Veneto. Par un heureux hasard, une heureuse coïncidence, mais qui a tendance à se reproduire chaque année maintenant, cette cérémonie a lieu le 14 juillet, jour de notre fête nationale, et nous pouvons quelque part être fiers d'avoir joué un certain rôle dans la fondation de cet institut. Et peut-être qu'au moins comme cela, la France a laissé un bon souvenir à Venise, là où on l'a jugé parfois sa présence un peu lourde. Dans ce but de commémorer l'événement du bicentenaire de l'Istituto, l'École du Louvre, l'Institut national du patrimoine et l'Istituto s'étaient unis pour produire 2 journées, les 24 et 25 mai dernier à Paris, 2 journées d'études sur les arts à Venise, les relations artistiques entre Venise et la France au XXe siècle, de Proust et Fortuny jusqu'à la Fondation Pinault. Et ce colloque a plutôt bien marché devant un public d'environ 150 personnes et a été, je crois, très riche et très intéressant. En tout cas, nous étions heureux de pouvoir marquer, au moins par cet événement à Paris, notre collaboration avec l'Istituto. C'était aussi la fin d'un cycle de plusieurs colloques, 3 colloques, consacrés à ce thème de Venise en France que nous étudions depuis 2000. La deuxième raison pour donner un relief particulier à cette petite cérémonie ce soir, c'est parce que c'est quand même la 15e édition, que 15 est un chiffre rond, si l'on veut, et que 15 ans d'existence pour un projet scientifique et culturel, c'est un signe très net de la validité et de la bonne idée qui avait présidé à sa création. Si l'on réfléchit un petit peu, 15 éditions avec 25 à 30 étudiants à chaque fois, ça fait environ 400 étudiants de toute l'Europe qui ont pu bénéficier de cette formule. Nous accueillons cette fois 2 étudiantes roumaines pour la première fois. Il y en a qui viennent de toute l'Europe et nous en sommes très heureux. Je rappelle le principe de ces journées, de ces séances qui durent pendant une dizaine de jours, qui permettent d'étudier un thème précis de l'histoire de l'art vénitien, avec des conférences le matin de spécialistes et l'après-midi, selon une formule qui est chère à l'École du Louvre, les étudiants vont devant les œuvres avec les professeurs commenter directement les œuvres et les commenter eux-mêmes devant leurs camarades. Ça, c'est une formule pédagogique auquel l'école
tient beaucoup depuis sa création, moins ancienne que l'Istituto, mais tout de même, l'année prochaine, nous allons avoir 130 ans. Et ma foi, c'est déjà pas mal. Donc c'est une formule qui gagne, dont nous sommes très heureux. Elle gagne grâce aux gens qui s'y consacrent, grâce à celui qui l'anime depuis le début avec compétence et dynamisme, c'est Gennaro Toscano. Elle gagne parce que l'Istituto lui assure un soutien sans faille dans la personne de ses présidents successifs, Gian Antonio Danieli maintenant, et son président-directeur, Sandro Franchini, chancelier, Sandro, et puis aussi le professeur Francesco Valcanover. Elle gagne grâce aux professeurs qui participent, tout particulièrement encore cette année, Giuseppe Pavanello. Et du côté de l'école, je voudrais citer 2 personnes qui, cette année, ont vu leur dernière participation en tant que membre de l'école à ce séminaire. Je voudrais citer Claire Barbillon, directrice des études, qui quitte l'école pour continuer sa carrière universitaire. Et puis je voudrais citer aussi Claire Merleau-Ponty, chef du service des échanges et programmes internationaux, qui travaille depuis 5 ans, chaque année, à la création de ce séminaire, mais que des circonstances tragiques empêchent d'être avec nous ce soir, et j'ai une pensée pour elle. L'école du Louvre donc se plaît par ma voix ce soir à remercier une fois encore l'Istituto de son hospitalité, de sa générosité, et à lui souhaiter une longue vie encore pour de nombreuses années. Merci. Bene, allora passo la parola al professor Toscano che inizia con la cerimonia di consegna dei diplomi. Allora, vi consegniamo i diplomi. Susanna Arangio dell'Università di Siena. Fabien Benuzzi dell'Università di Venezia Ca' Foscari. Giulio Brevetti della Seconda Università di Napoli. Giulia Burato dell'Università di Venezia Ca' Foscari. Elena Catra dell'Università di Venezia Ca' Foscari e dello UAV. Lucille Cos dell'École du Louvre. Ariane Chauffer-Ivard dell'École du Louvre. Giancarla Cilmi dell'École du Louvre. Isabella Collavizza dell'Università di Udine. Matteo Fioravanti dell'Università di Genova. Dominique Pierre Gigante dell'Università di Losanna. Ines Sintilangelo dell'Università di Chieti. Alexandra Caragianni dell'Università Aristotele di Salonicco.
Miriam Pilutti Namer, della Scuola Normale Superiore di Pisa. Marie Peintre, dell'École du Louvre. Luc Piralla, dell'École du Louvre. Veronica Poyer, dell'Università di Vienna. Letizia Tasso, dell'Università di Padova. Isabella Uglietti, dell'Università di Pavia. Alice Valver, dell'École du Louvre. Elena Zamfir, dell'Università di Bucarest. Ioanna Zamfir, dell'Università di Bucarest. Hélène Zanin, dell'Università di Paris-Ouest, Nanterre. Bene, allora, terminata la consegna dei diplomi, allora do la parola al professor Gilles Bertrand dell'Università di Grenoble, che è uno dei più famosi studiosi di Grand Tour, il quale parlerà di Venezia, meta turistica dell'Ottocento. Grazie professore. Il titolo che avevo inizialmente proposto per questa conferenza era Venezia dai viaggiatori ai turisti. L'idea era ed è rimasta quella di capire come si è costruita nel corso dell'Ottocento, proprio a Venezia, una capitale turistica, in rottura con il rituale, che a me è familiare, del viaggio dell'epoca dei lumi. Ricordo che questo rituale era familiare ai giovani membri delle élite che il Grand Tour spingeva sin dal Cinquecento, come lo ha dimostrato Jean Bouthier, verso varie città europee, dopo aver ricevuto l'educazione dai precettori e dai libri, in modo da potersi confrontare, un po' come l'avete fatto in questi giorni, con le realtà architettoniche ed artistiche di quelle città e con, non dimentichiamolo, gli ambienti umani delle corti, delle università, dei palazzi signorili e delle accademie. L'Ottocento è di fatto stato un momento decisivo nel passaggio da un tipo di viaggio di conoscenza e di diletto, riservato a quei pochi privilegiati di cui ho appena parlato, che si potevano offrire lunghi soggiorni di vari mesi se non anni, verso forme di viaggio più affrettate, più limitate nel tempo e nelle spese, aperte ad un maggior numero di persone che hanno così contribuito a una nuova economia nell'organizzazione del tempo libero. Allora, su questa apparizione di questo turismo si è scritto parecchio, insistendo sulla concomitanza tra la rivoluzione dei trasporti e la creazione di tutta una serie di strutture, dalle guide agli alberghi, e numerosi studiosi hanno tentato di individuare quello che c'è stato di nuovo, proprio a partire degli anni 1850 circa, nel delineare questa forma di viaggio per masse di persone, le quali beneficiavano di strutture molto meno costose di quelle
che erano costretti ad approdare i loro predecessori, essendo in viaggio per tempi molto più lunghi. Allora, anche se siamo di fronte ad un tipo di ricerca recente in Italia, è stato da pochi anni, devo dire, una decina di anni, individuato sul campo italiano tutta una serie di fenomeni, tali il moltiplicarsi delle guide di viaggio, lo sviluppo degli alberghi, delle locande, ristoranti, anche il fenomeno delle agenzie turistiche, penso ai lavori di Claudio Visentin, nel corso del Ottocento. Eppure siamo rimasti ad una specie di inizio di quelle ricerche e soffermarsi sul caso di Venezia appare estremamente istruttivo, in quanto Venezia occupa un posto singolare in questo modello evolutivo che ha visto nascere attorno agli anni della metà dell'Ottocento questo turismo che fu così tanto rimproverato da parte delle classi di letterati che vi vedevano una trasgressione dell'ideale di conoscenza ereditato dai Lumi. Venezia occupa un posto singolare perché è una città che è stata molto frequentata dai viaggiatori europei sin dal Medioevo, come si sa, sia sulla strada di Gerusalemme che su quella per chi veniva dal nord, dall'est o dall'ovest europeo, per chi andava a Roma. Eppure, nonostante questo immenso successo della tappa veneziana, il fatto singolare è che proprio nel Settecento, cioè nel secolo anteriore a quello di cui stiamo parlando, l'immagine di Venezia, l'attrazione per Venezia ha subito una notevole battuta d'arresto che si è prolungata nei primi anni dell'Ottocento e la visita di Venezia ne derivava quasi marginale nell'ambito di un viaggio in Italia che spesso e volentieri si chiamava il viaggio a Roma, quanto mai si parlò del viaggio a Venezia prima della fine dell'Ottocento, tappa che era progressivamente ridimensionata nel corso del Settecento, inizio Ottocento, al punto che sin da Montesquieu, che è venuto a Venezia nel 1728, il numero dei visitatori appariva molto più scarso che nei secoli precedenti e anche nel secondo Settecento Venezia, agli occhi del personale diplomatico come il cardinale di Bernis negli anni 50, figurava piuttosto un angolo morto della geografia politica d'Europa, il quale angolo morto andava di pari passo con la visione di una tappa al limite non necessaria, noiosa, fastidiosa. Ecco quindi il capitale di cui osserviamo l'eredità quando giungiamo a questo inizio dell'Ottocento che fece di Venezia proprio una meta turistica, una meta, cioè una destinazione vissuta come inevitabile, importante e centrale. Quindi la domanda che mi sono posto, cercando di rispondere alla questione di come si diventa una meta turistica mentre si esce da una disaffezione profonda e inattesa, ma testimoniata da tante fonti che parlano poco di sfuggita di Venezia nel secondo Settecento, mi sono quindi chiesto quali potevano essere stati gli ingredienti della costruzione, dell'elaborazione di questa meta turistica, cioè come si è potuto passare ad una città trascurata ad una città desiderata. Come Venezia ha potuto recuperare un posto di primo piano nella geografia del desiderio degli europei, riconquistando le sue lettere di nobiltà ed imponendosi come meta turistica privilegiata in un paese che stava vivendo la sua stagione risorgimentale. Come si è potuto operare questo
miracoloso ritrovamento del suo enorme potenziale storico-artistico. Con quegli fattori la città decadente e moribonda, abbandonata e deserta, ha potuto rigenerarsi grazie alla nascita del turismo o comunque grazie all'interesse che vi si è posto, contribuendo, anche se di lato per quanto riguarda gli artisti, i poeti, a fondarne a Venezia la pratica stessa, la pratica del turismo. In altre parole, come vi si è potuto realizzare, ed è questo il problema con il quale mi sono soffermato, riflettendo, ponendomi proprio problemi quasi insolubili, come vi si è potuto realizzare sul caso Venezia l'alleanza tra la cultura di pochi eletti dell'epoca del romanticismo e poi del decadentismo, che portò queste elite dello spirito e della ricchezza economica a vivere qui le più alte emozioni, come quindi si è potuto realizzare l'alleanza tra questa cultura di pochi e uno slancio collettivo capace di generare un fascino condiviso dall'Europa intera, mentre questa Europa si stava industrializzando e proponendo perciò un nuovo tipo di viaggi che si distinguevano da quelli precedenti, dai viaggi del Grand Tour, per la loro brevità, 3, 4, 8 giorni, e per il loro carattere quasi consumistico. Allora ho individuato 4 motivi, 4 ingredienti di questa costruzione che vi propongo. Cioè, bisogna dare il primo posto al mito, e cioè all'incredibile somma di discorsi che furono continuamente prodotti durante l'Ottocento per raccontare Venezia. Discorsi che non esistevano, secondo queste modalità, nei secoli precedenti. Qui si parlava della storia di Venezia, del suo sistema politico, ma non del rapporto personale che gli individui provavano con la città. Una parte decisiva di questi discorsi fu svolta dagli storici, veneziani o no, dall'Histoire de la République di Daru, di cui vi avrà parlato Xavier Tabet, penso, all'inizio di questo corso, nel 19 dell'Ottocento, alla storia di Venezia nella vita privata di Molmenti nell'80, passando per la storia documentata di Romanin, a metà del secolo. Mentre i francesi si sforzavano di conciliare il trauma della loro responsabilità nella caduta di Venezia della Repubblica nel 1797, una visione piuttosto ambigua veniva sviluppata da questi storici per mettere o no in discussione una leggenda nera e tentare di associare due opposte visioni, cioè quella di un rifiuto, di un rigetto del dispotismo e quella di un fascino per la capacità che ebbe quella classe dirigente a conquistare l'indipendenza. Però più decisiva degli storici fu la parte della letteratura, nel tracciare vie nuove nel desiderio per Venezia. Da Goethe a Madame de Staël, da Byron a Chateaubriand, la lista è lunga, continuando con George Sand o Gautier, con Ruskin, Browning, Henry James, Proust, Hofmannsthal, Barès, Morand, Henri de Régnier, Suarez e tanti altri. In altre parole, gli scrittori di varie nazioni europee e non europee, vedere Stati Uniti, si appropriarono della città dei doggi e contribuirono non poco all'evoluzione del gusto per pittori finora dimenticati, penso ai primitivi o a certi pittori del Settecento, nonché alla diffusione di una visione di volta in volta mortifera e rigeneratrice della città. Grazie a Goethe, Venezia divenne parte della cultura tedesca, come per opera di Browning divenne parte della cultura inglese. Questo è il primo ingrediente, il mito, i discorsi. Però questa destinazione si trasformò in una meta turistica, e insisto sulla parola turistica, anche grazie al più prosaico serbatoio di luoghi, profani
e sacri, incessantemente elencati nelle guide che sin dalla Venezia città nobilissima di Sansovino, nel 1581, posero le basi per itinerari ancora celebrati nel Settecento. Ricordo le guide o di Coronelli o un'altra che si chiama Il forestiere illuminato, entrambi oggetto di parecchie edizioni nel Settecento e che ponevano le basi di una individuazione di luoghi topici di un modo anche descrittivo ed aneddotico che veniva arricchito dal discorso sui costumi, su la struttura politica e dando di Venezia una forma di costruzione stereotipata, continuamente ripetuta e che si ritrova nelle guide ormai turistiche dell'Ottocento, a cominciare da quelle di Quadri negli anni 20 agli anni 50. Bisogna però, in terzo luogo, attribuire alle circostanze della politica, della vita internazionale e dell'evoluzione economica dell'intera Europa, entrata nell'era della rivoluzione industriale, non dimentichiamolo, un ruolo a sua volta determinante nella definizione di Venezia come nuovo soggetto turistico. Rifugio di nobili disincantati dopo il turbine rivoluzionario, ma pensiamo anche agli emigrati, dal marchese di Bombelle a Madame Vigier-Lebrun. Terra di elite in fuga come Byron, ma anche degli esiliati legittimisti negli anni 40, 50 e inizio 60 del secolo, come la Duchesse de Berry o il Comte di Chambord, suo figlio. Venezia acquistò uno statuto inedito, nuovo, innovativo, nelle strategie del tempo libero, del tempo vacuo, del tempo della vacanza in tutti i sensi del termine, sia politico che morale che economico, le quali strategie servirono da contrappunto allo sviluppo della civiltà industriale. Città giudicata all'inizio dell'Ottocento una città del passato, più che della modernità, seppe risalire la tendenza alla recessione economica attestata fino agli anni 1827-28 e nello stesso tempo opporre alle accuse di decadenza delle sue istituzioni del Settecento e dei secoli anteriori proprio la visione di una rigenerazione della politica. Basta pensare al momento di Manin, 48-49, la Repubblica di Manin, ma anche si può pensare al ruolo che Ippolito Nievo nel 59, con il suo Venezia Libertà d'Italia, poté dare inserendo Venezia nel grande gioco dell'italianità alla quale era vista come partecipe. Venezia quindi non rimaneva ancorata alla sola leggenda nera veicolata da Darum, che non era il primo a veicolarla, e che legava il suo destino a quello degli inquisitori di Stato e dei Piombi. Entrata così nella modernità, Venezia seppe appoggiarsi, ed è il quarto elemento, il quarto ingrediente, su elementi non trascurabili della modernità, favorendo l'installazione di numerosissime infrastrutture a finalità terapeutica, oppure di protezione del sito, o ancora destinate allo svago e al diletto. Penso ai bagni estivi sistemati prima sul Canal Grande negli anni 30, che furono poi estesi al Lido a partire del 1955. Penso alla ripristino delle difese a mare, Murazzi, o alla realizzazione della diga di Malamocco, penso alla costruzione della ferrovia Ferdinandea e all'arrivo del treno, grazie al ponte inaugurato nel gennaio 1946. Penso a tutte quelle invenzioni architettoniche che fecero ritornare alla vita
per riprendere la formula di Gian Domenico Romanelli, la città nel momento stesso in cui si espandeva il mito della morte a Venezia. Ora, questo insieme di elementi molto concreti sono finora poco studiati. C'è uno studioso, Andrea Zannini, che ne ha dato un primo compendio nella storia di Venezia, in uno dei volumi sull'Ottocento, che vi consiglio, e di cui si possono trarre informazioni preziose sull'elaborazione proprio della dimensione concreta, economica, stavo per dire industriale, della metaturistica. A noi quindi spetta capire come quell'intreccio tra elementi e motivi variegati possono spiegare la costruzione di un desiderio che si è tradotto sul piano economico, oltre che sul piano morale. Per mettere in luce questo processo complesso, che implicò sia i veneziani, nonostante certe resistenze di fronte all'idea di impegnarsi nell'industria turistica, resistenze che troviamo testimoniate lungo tutto il secolo, da sindaci, da altri amministratori, ma anche che implicò dei non veneziani. E per mettere in luce questo processo non vedo in una seconda e ultima parte del mio discorso, non vedo che una soluzione cara agli storici, indispensabile sicuramente per vederci chiaro, è che è quella della scansione cronologica. Propongo quindi di distinguere una serie di periodi che però non si possono distaccare dall'eredità della tradizione, da quello che chiamavo prima un serbatoio, cioè un insieme di elementi che sono stati dati dai secoli precedenti, anche se la rottura della fine del Settecento e dei primissimi anni dell'Ottocento è indiscutibile. Dei riferimenti, lo storico è contento di trovarli in eventi pesanti, forti, come la caduta della Repubblica nel 1797, la fine della dominazione di Napoleone nel 1814, l'arrivo di Byron a Venezia nel 1816, evento culturale, l'inaugurazione di cui parlavo prima del ponte ferroviario, che nel 1946 prelude al compimento della linea Milano-Venezia nel 1957, o ancora la Repubblica di Manin, la partenza degli austriaci nel 1966 e così via fino alla Prima Guerra Mondiale, quella che per gli italiani comincia nel 1915. L'eredità però della lunga tradizione di accoglienza ha lasciato il segno. Due storici, Piero Del Negro e Alberto Tenenti, ci hanno dato due volumi, Storia della cultura veneta e Storia di Venezia, preziose sintesi che gli specialisti di letteratura faticano sempre a dare perché considerano gli autori in modo più frammentario, e rispondendo a una serie di domande che ci si possono fare per capire proprio quale è questo passato di cui l'Ottocento fa tesoro. C'è un primo elemento di questo passato che è il controllo degli stranieri, la sorveglianza degli albergatori e degli ambasciatori, la quale sorveglianza permette lungo tutto l'arco dell'epoca moderna di avere qualche idea, ma spesso vaga, sul numero di stranieri presenti in modo sfuggevole, cioè i viaggiatori. Fonti d'archivio ci aiutano, ma sono spesso deludenti, come quelle che contengono le liste fornite dagli albergatori agli inquisitori di Stato o i permessi di visite dell'arsenale. Questo non delinea un turismo. E se non si può parlare di turismo prima dell'Ottocento, se è solo nell'Ottocento che Venezia diventa una meta turistica, è proprio perché prima dell'Ottocento
il modo di definire il rapporto tra gli stranieri che sono alla ricerca della conoscenza e del diletto è un modo non industriale, non inserito nella volontà di rentabilizzare un soggiorno, anche se il soggiorno a Venezia è breve in epoca moderna, cioè 8-15 giorni, raramente di più. C'è un'idea legata agli umanisti, che è quella di aver piacere a stare a Venezia perché rappresenta un rapporto con la natura e con la storia, perché è unica al mondo, perché la fama e la felicità possono essere ricostituite da un percorso nella città. In altre parole, sono degli inviti legati alla cultura umanista che vengono dati in pasto ai viaggiatori di tutta Europa, i quali sono invitati a verificare su percorsi stereotipati la validità di questa immagine, di questo mito, di questa che Gino Benzoni spesso e volentieri chiama l'utopia di Venezia. La definizione di quei luoghi non implica di sentire prima dell'Ottocento un rapporto personale con essi. Ampio spazio è dato alla politica, alla società, poco spazio al contatto personale, al contatto intimo, con un universo che è difficilmente penetrabile. E questa assenza di intimità direi che definisce proprio il viaggio anteriore all'Ottocento, cioè che Venezia è una realtà politica, una realtà economica, una realtà simbolica, una realtà culturale, che non ci sarebbe neanche bisogno di descrivere, come tra l'altro fece Rousseau, che nel 1743-44 quasi non parlò di Venezia nelle sue lettere o nei suoi scritti. L'intimità la troviamo a partire dall'Ottocento e la troviamo proprio nel momento in cui va di pari passo con la messa a punto di un'industria turistica. Ed è qui che ci ritroviamo confrontati con un problema quasi insolubile. Come possono andare di pari passo queste due forme di approdo alla città? Il rapporto intimo, città dell'anima, città dello spirito, e il rapporto industriale, città fatta per essere vista dal maggior numero di persone, le quali sono invitate a visitarla in modo redditizio e affrettato. Cioè quel rapporto tra il lettore lambda delle guide di Antonio Quadri, chiamate 8 giorni a Venezia, a partire dal 1822, e le passeggiate pazienti di Henri de Régnier all'inizio del Novecento, alla fine del secolo anteriore. Per arrivare a questa situazione complessa, direi che ci è voluto un primo momento, e vado molto velocemente su quella scansione. Il primo momento è quello che va dagli anni rivoluzionari alla fine dell'impero. È il momento che è stato spesso chiamato una fase di abbandono, un momento in cui la pubblicazione delle lettere familiari di De Brosse nel 1799, dopo 50 anni di circolazione segreta, contribuisce a dare in regalo al romanticismo, al periodo romantico, un'immagine della Venezia dei piaceri. Questa fase di abbandono è segnata però soprattutto da una scarsa frequentazione da parte di viaggiatori che vanno a divertirsi o a conoscere, da un maggior numero di esiliati, di emigrati,
e da un'opera che considerei fondamentale per capire tutto il secolo e che è la Corinne di Madame de Staël nel 1807, perché questo racconto dell'incontro, della complicità e poi della separazione tra Corinne e Osvaldo segna la messa in moto di una città di cui non c'è bisogno di dettagliarsi le realtà storico-artistiche, ma che basta vedere nel buio al chiaro di luna per farne il luogo privilegiato dei sentimenti, il luogo privilegiato dell'eventuale noia di cui parla ancora Stendhal nel 1817, quando scrive questa breve battuta il 20 giugno, Venise, 22 juin 1817, rien à écrire, tout m'ennuie. Non ha scritto solo questo, anche su Venezia, naturalmente. Si potrebbe avere una testimonianza anche più concreta, legata alla storia materiale dell'edizione, di questa vacuità, di questo vuoto della Venezia dei primi decenni, dei 2 primi decenni, di questo momento in cui Venezia non interessa, guardando il numero di pagine nelle guide e constatando che negli itinerari italiani che appaiono in continuazione con decine e decine di riedizione dal 1800 al 1850, Venezia occupa tutt'al più 1 a 2% delle pagine, contro i 20-22% che occupava Venezia nella famosa guida di Misson alla fine del 600. Cioè un ridimensionamento che va confrontato con il posto sempre maggiore occupato da Roma e poi da Napoli e sempre di più da Firenze. Quindi questo primo periodo, nonostante questo vuoto, è segnato da una certa idea di Venezia che nasce. E di qui nel 1811 Chateaubriand ci dà una magnifica testimonianza quando nell'itinerario di Parigi a Gerusalemme scrive sul suo brevissimo soggiorno a Venezia di 5 giorni nel 1806 che vi ha visto les restes de sa grandeur passée, quindi un niente o quasi oggi. Eppure qualcosa allora, grazie a questi scritti stessi, stava cambiando nello statuto della città, gettando le basi per metamorfosi ulteriori. Ed è così che mi sembra che la fase più decisiva, e parlerò molto meno delle 2 ultime, quella del romanticismo, quella che ci porta grosso modo dal 1814-16 al 1846-48, fu proprio decisiva perché è in quella fase che 2 ordini di fenomeni troppo spesso dissociati dagli studiosi si trovarono proprio paralleli e probabilmente non senza rapporto l'uno con l'altro. Il primo è costituito dall'entusiasmo per Venezia che propagano Goethe, il cui viaggio in Italia, i 2 viaggi del 1786 e 90, sono pubblicati proprio nel 1816-17, e Byron, il cui poema Childe Harold esce nel 1818. E poi seguiti da numerosissimi scrittori, poeti, storici, pubblicisti. Però a questo entusiasmo per Venezia, che è il privilegio dei pochi eletti e dei loro lettori, si aggiunge lo sviluppo di una miriade di infrastrutture proprio che possiamo chiamare turistiche, di cui sono allora gettate le basi, che sono contemporanee al risveglio economico che si delinea a partire dalla fine degli anni 20
che si traducono in questi hotel. La parola hotel si impone a partire dalla fine degli anni 1800, verso il 1808-10, però soprattutto negli anni 20, la decade del Danieli, 1824, e poi di vari altri palazzi. Periodo in cui lo svuotamento stesso dell'energia economica crea le condizioni di un trasferimento da antichi vecchi palazzi di famiglie con difficoltà economiche a hotel che si installano in quei antichi alberghi, approfittando, parlo di chi compra, di una forma di depressione economica un po' simile a quella che si osserva proprio sulla Costa Azzurra, su quello che poi è diventato la Costa Azzurra, diciamo 3-4 decenni più tardi, verso gli anni 60 dello stesso secolo, quando era tutto sommato alla portata di quasi tutti comprarsi un terreno, che poi diventa oro. Mentre si moltiplicano questi hotel, i caffè, i teatri, i luoghi di sociabilità, e anche mentre appaiono accanto agli alberghi quei bagni che rendono l'altra faccia di Venezia turistica inevitabile, cioè la faccia balneare, l'altra faccia rispetto a quella storico-artistica, una profusione di guide turistiche invade il mercato di quegli anni del romanticismo. Escono quelle guide che offrono una forma di compendio dell'enciclopedismo rispetto all'enciclopedismo del secolo precedente, con però un'aggiunta, l'aggiunta del patriottismo. Vedere come, mi ha colpito, sfogliandone vari esemplari alla Braidense a Milano, come la guida di Antonio Quadri mette come prima incisione il busto di Canova, come seconda, questo a partire dal 28, il monumento dei Frari, e poi aggiunge ai monumenti soliti, ai monumenti abituali, a partire del 1838, quattro vedute dei grandi alberghi, dei grandi hotel, che quindi sono considerati alla pari con i monumenti storici e artistici. E poi offre un dépliant non solo della pianta di Venezia, ma anche delle lagune, inserendo questo momento di avvio del turismo dentro questo allargamento dello spazio lagunare che diede anche in parallelismo con la cura delle acque, con l'interesse per l'igiene, una forma di turismo esteso alle lagune, vedere i volumi che appaiono negli anni 40 su Venezia e le sue lagune. E però in contrappunto abbiamo in questo stesso periodo, in cui non possiamo misurare proprio il numero delle persone che vengono come, tra virgolette, perché prima del 50 mi sembra difficile usare la parola, dei turisti, vediamo come una visione immaginaria si instaura, che è aiutata da libri, ma anche da incisioni, vedere Forbin nelle incisioni del 25, o vedere Jules Romain Joyan, che si merita il suo titolo di canaletto francese. Cioè, questa appropriazione nell'immaginario, non solo veneziano, ma anche da parte di intellettuali e artisti, scrittori di tutta Europa, contribuisce a animare la città, ricostituendone una immagine che viene composta attraverso frammenti delle epoche anteriori. Due ultimi periodi sembrano di seguire questa onda, questa fabbrica, e sono, ed sarebbe il terzo periodo del secolo, dal 48 al 66,
prima un periodo in cui l'era delle ferrovie concomitente con una forma di crisi economica della città è quella dell'organizzare Venezia metaturistica come un insieme composito, fatto di sogni, di fantasticherie, di cui Gautier nel 50 è il testimone eccellente, di attese molto concreti, con somme di luoghi da visitare, e di voglia di balneazione, di cui il Lido, lanciato nel 55, prima di diventare proprio il Lido che conosciamo oggi a partire del 72, ci offre l'immagine, la prova. Questo terzo momento del secolo è l'epoca di Gautier ma anche di Ruskin, ed è anche l'epoca in cui il turismo si approfondisce nella doppia scia di un turismo affrettato per persone che si accontentano di passare 4 giorni e di vedere l'essenziale, e di un turismo colto, in cui Venezia sta diventando quello che poi si approfondisce nell'ultimo periodo, quello dell'unità, a partire del 66, e cioè una città del turismo colto, del turismo dilettante, del turismo dell'anima. Il lavoro che viene quindi fatto attraverso queste 4 fasi, e mi avvio, vedo il tempo che gira verso le mie conclusioni, è quello di una Venezia di cui potrei raccontare anche lo sviluppo di tante strutture alberghiere, di nuove strade, la stazione, eccetera, ma in cui la Venezia, che entra nell'era del turismo di massa, diventa anche paradossalmente una Venezia del sogno delle elite decadenti e simboliste, una Venezia del sogno post-romantico, in cui la festa che fu festa politica, festa dell'aggregazione civica nei secoli dell'epoca moderna, che poi divenne festa civica borghese negli anni del romanticismo, si rinchiude in palazzi di elite. Penso a Owen Lohe, l'estrema fine del secolo, che organizzò quelle feste mascherate, di cui poi racconto il succo in Sous le manteau vénitien, all'estrema fine del secolo. Festa frammentaria, post-romantica, in cui il fantasma della maschera reinventa un Settecento che forse non ci fu mai in quei termini. E questa Venezia, nella quale John Pemble, nel suo libro Venice Rediscovered, gli storici, riprendo una citazione di Pemble, non erano invitati. Questa Venezia svuotata dalla sua identificazione con la storia che i veneziani stessi avevano prodotto, con la storia civile. Questa Venezia reinventata da europei americani che la sognavano in funzione dei loro propri bisogni, da persone ricche e affaticate dalla civiltà industriale, ma abbastanza danarose per potersi offrire questo lusso di pensarla e di goderla. Questa Venezia fece di Venezia proprio una capitale di cui mi sto chiedendo, prima di chiudere, se poteva essere allo stesso tempo una capitale culturale, la capitale culturale che Proust, Barrès, James contribuirono ad istituire, senza parlare di Hofmannsthal o di Thomas Mann. Capitale culturale, capitale dell'anima, ma poteva essere allo stesso tempo essere una capitale turistica, cioè una capitale
che in quanto turistica in un certo senso contraddiva quella capitale culturale elaborata grazie al gioco degli scambi, del raggio universale, della capacità di innovare anche nel campo della cultura. Cioè, erano compatibili o no queste due capitali che ci troviamo di fronte ad avere alla fine dell'Ottocento? Questa è una domanda che lascio in sospeso, terminando questa conferenza con tre brevissime osservazioni. Alla fine, in effetti, di questo breve excursus, cogliamo, mi sembra, il ruolo fondamentale che ha avuto Venezia nel passaggio dal Grand Tour al turismo. Operazione molto meno evidente di quanto possa sembrare e che dobbiamo comunque evitare di rendere troppo schematica, in modo da non cadere nella trappola di un approccio teleologico, nonostante la presenza della radice tour nel turismo, che tra l'altro si impone nella lingua inglese solo attorno al 1811, in quella francese nel 41, parlo della parola turismo. Niente ci assicura che nel Grand Tour ci siano già in nuce le condizioni del turismo moderno. In altre parole, sto predicando, sto difendendo l'ipotesi di una rottura forte tra il Grand Tour e l'era del turismo. Troppo grande è il divario tra i giovani nobili e elite del viaggio di formazione del 5, 6, 700 e le opulenti classi borghesi o imborghesite del viaggio ottocentesco. Anche se uno storico americano che si chiama John Towner vede nel Grand Tour una fase decisiva nella storia del turismo, mi sembra che l'esempio della Venezia ottocentesca, nella sua complessità che ho cercato di cogliere, ci aiuta a capire meglio che cosa c'è tra il Grand Tour e l'era del turismo. Ne si può pensare, perché tra il Grand Tour e l'era del turismo c'è il momento romantico, ne si può pensare che proprio durante il periodo romantico ci si sia accontentati di, come scrive un'altra storica americana, Lynn Whitey, ci si sia accontentati di ricreare il vecchio Grand Tour. No, non è stato così, non penso perlomeno che sia stato così. In particolare vediamo, ed è il secondo punto conclusivo, vediamo nella geografia italiana del viaggio che si opera in tutto l'Ottocento un reequilibrio che fa piacere ai veneziani o che non fa piacere ai veneziani. Un reequilibrio in favore di Venezia rispetto a Roma, metà per eccellenza del viaggio in Italia nei vari secoli anteriori e anche rispetto a Napoli, malgrado, o più precisamente grazie al paradosso di una fisionomia rimasta quasi immutata. Tra l'epoca di Rousseau e quella dei Goncourt, Venezia diventa l'oggetto di un'attenzione che le conferisce un posto privilegiato in varie culture europee, in ragione dell'impegno, della volontà di guardarla con occhi nuovi. Una molteplicità di nazioni si mette a reinventare Venezia, non solo i veneziani, ma anche tedeschi, austriaci, inglesi, americani, francesi, spagnoli, russi, seguendo però il doppio canale del turismo d'élite, quello dei ricchi e dei poeti. Qualche volta sono gli stessi, non sempre, che vanno nei loro libri alla conquista di una libertà superiore, e quello del turismo già di massa, individuabile nelle guide turistiche ormai sovrabbondanti e negli alloggi, il cui numero traduce a fine Ottocento il passaggio ad un'era industriale. La conseguenza di questo, ed è il terzo ed ultimo punto conclusivo, è che rimane però durante tutto l'Ottocento una contraddizione di fondo, dove ritroviamo le due grandi linee di sviluppo della città, cioè, mi sembra, poi da verificare, una linea di continuità con la tradizione, dove la morte e l'impressione della decadenza sono fonte di fascino, e quindi cibo per il turismo, e l'orientamento verso la modernità, ivi compresa la modernità turistica nel bene e nel male. Mentre la città
si era svuotata dal suo essere città capitale, se si eccettua il momento del 48-49, in cui riprese a sognare il proprio destino, direi che ha tenuto sul fronte della vita festiva e dell'attrattività dei suoi monumenti e dei suoi angoli nascosti. Le sue feste sono diventate meno politiche, si sono imborghesite. Però delle Venezie immaginarie si sono anche profilate, da quelle facilmente accessibili al turista affrettato a quelle Venice desired o rediscovered, che hanno alimentato il mito di fine secolo attraverso i rituali di aristocratici e di esteti stanchi della civiltà moderna. In tutto ciò, però, pur nella sua singolarità e con i rischi che derivavano per il mantenimento della sua fragile integrità, Venezia metaturistica, era l'argomento di cui dovevo trattare, ha continuato, mi sembra, ad affermare agli occhi dell'Europa la sua vecchia e continua vocazione anticipatrice. Grazie. Grazie al professor Bertrand per questo interessante excursus, diciamo, che ci ha presentato appunto un'evoluzione molto complessa in cui entrano probabilmente anche altri fattori che per brevità non sono stati citati, come per esempio, non so, la cinematografia, la fotografia nella diffusione a livello europeo e non solo europeo dell'immagine di Venezia. Ma mi sembra che possiamo chiudere con due considerazioni che il professor Bertrand ci ha posto. Insomma. Da una parte il discorso di una Venezia che è un'immagine che altri hanno, cioè che all'estero viene, cioè fuori di Venezia, le persone si fanno un'immagine di Venezia e che quindi tutto sommato è anche a quello che si dice all'estero di Venezia che noi dobbiamo guardare per capire. E in questo devo dire che l'Istituto Veneto ha da qualche anno posto attenzione con un premio giornalistico che cerca di capire che cosa si dice all'estero di Venezia e quindi di percepire gli elementi di interesse o viceversa di critica per la realtà veneziana che è di adesso. E seconda cosa che lei ha detto, mi pare veramente importante, di questa questo difficile compromesso tra un turismo veloce e il turismo d'arte, diciamo, il turismo colto, perché non c'è dubbio che il turismo ottocentesco, che aveva molto più tempo, aveva anche la possibilità di percepire meglio quella che è la realtà artistica e tutte le connotazioni importanti dal punto di vista appunto culturale. D'altra parte mi sembra che questo corso che c'è stato adesso, questo seminario, è stata l'occasione, gli studenti hanno potuto vedere non tutta Venezia, hanno potuto vedere alcuni elementi e ci è voluto del tempo. Ci è voluto del tempo per vedere, per pensare a quello che hanno visto e forse adesso maturano riguardo a quello che hanno visto un qualcosa che probabilmente gli dice forse sarebbe meglio tornare per vedere qualcos'altro, per vedere meglio. Quindi il fattore temporale, cioè il tempo a disposizione del virgolette turista, chiuse virgolette, qualunque sia la sua vocazione culturale o consumistica, non fa la differenza, è certamente qualcosa di importante insomma, nella considerazione. E chiudiamo poi con questa considerazione che lei ha fatto molto bella, che Venezia è un'anticipazione. Quindi forse è un laboratorio complesso, molto complesso, di come si pone una città d'arte nei riguardi di un pubblico molto eterogeneo, molto composito, molto disattento per certi aspetti e quindi questo in effetti è un laboratorio. Bene, grazie al professor Bertrand, grazie a tutti e credo ci sia un rinfresco nel giardino per tutti. Grazie. Bene.